ben trovati alla nuova puntata di Pillole di Sessa, il nostro appuntamento che ogni settimana vi regala pillole di mercato dal mondo del calcio siciliano. Parleremo come sempre del Palermo che è in questo momento impegnato nel ritiro di Ronzone, ormai agli ultimi giorni del ritiro di Ronzone prima prima della partenza verso Spiazzo e poi Pinzolo, ma con un mercato già quasi definito e che si prepara intanto a muoversi in uscita. Questo è il Palermo, ma in questo momento i settori caldi del calciomercato siciliano arrivano da Catania e Messina, con il Catania che deve ancora presentare il tecnico Tabbiani. Capiremo poi i motivi dello spostamento della presentazione, ma nel frattempo opera all'interno del calciomercato che in questo momento vive il suo culmine con diversi colpi già studiati e certamente in qualche maniera lavorati da Grella e da Laneri. Ma ricordiamo anche il Messina che sta preparando il ritiro in Calabria per la prossima Serie C, tanti colpi anche programmati e prenotati dalla squadra e dal direttore sportivo Roma. E poi faremo una panoramica in chiusura di puntata sul mercato di Serie D, perché ci sono tante siciliane che sono in questo momento in attesa di piazzare i loro primi colpi. Già qualcuna ne ha fatto qualcuno di veramente interessante. Vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali social, da Facebook a Instagram fino a Twitter e TikTok, di seguire la nostra pagina YouTube, dove potrete vedere i contenuti dal ritiro del Palermo e non solo. E poi vi invito naturalmente a seguire quello che è il nostro sito internet www.sportisili.it per seguire tutto lo sport siciliano a 360 gradi. E naturalmente vedremo di leggere anche qualcuno dei vostri commenti che arriveranno sulla diretta Facebook. Partiamo subito con la nostra scaletta che ha il suo avvio proprio nel calciomercato del Catania. Come vi dicevamo, la presentazione di Luca Tabbiani come allenatore del Catania ha subito uno slittamento di qualche giorno causa l'incendio che ha colpito l'aeroporto di Fontana Rossa proprio nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Di conseguenza c'è stato uno slittamento di questa presentazione. Si dovrebbe conoscere il nuovo tecnico venerdì 21, ma nel frattempo naturalmente il Catania non perde tempo per costruire la squadra che possa essere alle dipendenze di Tabbiani già nel ritiro di Zafferano e Tenea, che ormai è prossimo all'inizio. Il Catania ha già chiuso per un'operazione molto importante su cui lavorava già da alcuni mesi: è il ritorno di Marco Chiarella in rosso-azzurro. Oggi è finalmente arrivata l'ufficialità di questa operazione. Marco Chiarella ritorna a titolo definitivo a Catania. Non sono noti la lunghezza del contratto con cui si è legato il calciatore, ma è un ritorno a titolo definitivo in una piazza che ha visto esplodere il calciatore all'esterno d'attacco, che l'anno scorso ha chiuso con 5 gol nelle partite appunto in cui ha giocato con i rossazzurri. Da Pescara si era anche sollevata la voce di un possibile accordo del Catania col Delfino per portare anche Miloš Božić in rossazzurro. In realtà in questo momento non ci sono novità da questo punto di vista, ma vedremo che il Pescara è una squadra che rientra e ritorna nei discorsi che faremo oggi sul calciomercato del Catania e non solo. Il Catania sta lavorando per rinforzare il proprio reparto avanzato, cerca delle punte, come abbiamo detto anche nelle altre puntate. C'era il nome caldo di Caturano, c'erano anche altri profili
che si stavano vagliando. Il nome caldo in questo senso è quello di Samuel Di Carmine. Samuel Di Carmine ha ormai chiuso la sua esperienza a Perugia, come vedete nella nostra grafica. Intanto ringrazio anche Francesco Camuca in regia che ci agevola nel nostro lavoro. Come dicevo, il Catania sta puntando forte sul nome di Samuel Di Carmine, un attaccante che ha grandissima esperienza nel campionato di Serie B e che ha un passato anche nella Serie C italiana, l'ultima volta 9 anni fa con la Juve Stabia. Samuel Di Carmine potrebbe essere il nome di peso per l'attacco rossazzurro. Gli etnei non stanno vagliando solo questa ipotesi, si parla anche di un interessamento per Gabriele Gori, calciatore della Fiorentina negli ultimi mesi in prestito in Serie C. Gori potrebbe essere un profilo interessante visto che è un 99, ma soprattutto ha ricevuto un endorsement in particolare del vicepresidente del Catania Crella, che non ha nascosto, diciamo, un interesse per il calciatore. Non è il solo nome che si sta valutando nel reparto offensivo, tanti sono i profili che hanno disputato anche campionati di Serie B ultimamente. Uno su tutti è quello di Sofian Bidaoui, calciatore dell'Ascoli negli ultimi mesi a Frosinone. Il calciatore è ormai prossimo a svincolarsi dall'Ascoli e potrebbe arrivare a costo zero proprio al Catania, mentre ci sono altre valutazioni in corso su altri profili per esterni attacco. Ricordiamo che il Catania dovrebbe continuare sulla strada del 4-3-3 intrapresa già in Serie D da Giovanni Ferraro e che dovrebbe proseguire appunto con Luca Dabbiani. Di conseguenza gli attaccanti esterni sono inevitabilmente una delle pedine fondamentali in un 4-3-3. Tra questi calciatori si sta valutando il possibile ritorno di Simone Russini, che era già stato a Catania qualche anno fa e che attualmente è un calciatore del Padova, ma appunto sul calciatore c'è il forte interesse del Pescara, che ha liberato da poco il calciatore Chiarella, quindi di conseguenza il Catania potrebbe anche non interessarsi del calciatore nel caso in cui effettivamente fosse calda la pista Pescara. E poi si sta facendo il nome nelle ultime ore di Mattia Morello, attaccante esterno del Fiorenzuola, che già ha lavorato con Tabbiani. Altri profili che si stanno valutando nel calciomercato etneo, si lavora anche per rinforzare la difesa. Abbiamo parlato qualche giorno fa dell'interessamento per Quaini, che è rimasto in questo momento in stand-by. Invece ci sono prove di interessamento per due difensori centrali. Uno è Cuomo del Crotone, ma le recenti fonti di mercato parlano di una prima offerta del Catania respinta proprio dai calabresi, che non farebbero partire in prestito il calciatore, ma l'interesse appunto rimane vivo su Cuomo. E anche Salvatore Monaco. Salvatore Monaco ha grande esperienza in Serie B, è stato per tanti anni una delle colonne della difesa del Perugia, è siciliano, è anche lui, se non erro, di origine catanese, e potrebbe essere interessato a ritornare in qualche maniera alla terra natia, alle terre di origine. Ultimo nome per quanto riguarda la difesa è quella di un ex Palermo, si tratta di Mazzotta, che è in uscita dal Bari, ha anche altre offerte dalla Serie C, ma potrebbe valutare anche in questo caso un ritorno a Catania. Mazzotta è stato per alcuni mesi un difensore, un esterno del Catania. Ultimo settore, l'unico che ancora non abbiamo in qualche maniera affrontato, è quello della Porta. È quello che in questo momento ha i maggiori dubbi dopo la mancata conferma di Clubs Betters. Ci sono 3 nomi in ballo. Il primo è quello di Davide Marfella, che è stato terzo portiere del Napoli nell'ultima stagione e quindi formalmente campione d'Italia con gli azzurri. Ma il Catania non starebbe vagliando solo il nome di Marfella, sarebbero
interessati anche al nome di Alessandro Coferente, che ha già difeso i pali della Porta del Catania nella stagione 2020-21 e che sarebbe in uscita dal Vicenza, che ha da poco acquistato Massolo, e Cofente, scusate, mi suggeriscono alla regia, e Andrea Dini, portiere del 1996, che ha già giocato a Trapani e che è attualmente in forza al Crotone. Ultima parentesi, quella del ritorno di Marco Palermo. Abbiamo parlato a lungo di una possibile, un possibile duello tra Catania e Trapani per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore. Alla fine Palermo ha deciso di rimanere in rosso-azzurro. Per lui un contratto importante, dovrebbe essere uno dei pilastri del centrocampo etneo, con anche la possibilità di alcuni arrivi che si dovrebbero sviluppare nei prossimi giorni, ovvero quelli di Ladinetti e Zammarini. Vedremo come si svilupperanno queste trattative. Tra l'altro sono quasi tutti nomi che conoscono molto bene la categoria, quindi il Catania si appresta a costruire una rosa che possa lottare per i vertici della Serie C. Arrivano già alcuni commenti sulla nostra diretta Facebook, ci chiedono novità sul mercato del Trapani. Arriveremo anche a parlare del Trapani perché ci sono alcune ufficialità arrivate proprio in queste ore, quindi rimanete sintonizzati per sapere anche del mercato di Serie D. Come dicevamo, in Serie C, oltre il Catania, anche il Messina sta facendo grossi investimenti per recuperare il tempo perduto nell'iscrizione al campionato di Serie C. Il Messina, scusate, ha ormai un direttore sportivo come Domenico Roma, che attivamente lavora giorno e notte per costruire una squadra adeguata alle esigenze di mister Modica, e in questo senso sta per chiudere alcune importanti trattative di mercato. Alcune sono già praticamente definite, manca solo l'annuncio ufficiale. Una in realtà è già stata ufficializzata, è quella che riguarda il nome di Vincenzo Polito, terzino destro, l'anno scorso impegnato nel campionato di Serie C, figlio d'arte, come sappiamo è figlio del direttore sportivo del Bari Ciro Polito, ha alle spalle un'altra esperienza con il Messina proprio sotto la guida di Giacomo Modica nella stagione 17-18 in Serie D. Ebbene, quindi ritrova in qualche maniera il suo mentore, un allenatore che lo ha già lanciato nel calcio dei grandi. I nomi che si apprestano ormai a chiudere, diciamo, a chiudere come trattative e arrivare a Messina dovrebbero essere quelli dell'attaccante Michele Mausso e dei difensori Damiano Lia e Marco Manetta, tutti giocatori di esperienza che potrebbero tornare molto utili per quella che è una risalita, una conferma del Messina, diciamo, a livelli che non siano solo quelli della salvezza, ma che possa finalmente anche per altri obiettivi. A questi si aggiunge il nome di Giulio Frisenna, anche questa è una trattativa che potrebbe chiudersi a breve. Giulio Frisenna l'anno scorso ha iniziato il ritiro con il Catania, salvo poi passare a settembre a Licata, e per Frisenna si è dimostrata una stagione molto interessante, 3 gol e un assist in 30 partite per un centrocampista che non ha esattamente nelle doti offensive le sue caratteristiche peculiari, però questi numeri, affiancati anche alla sua data di nascita, visto che ha 21 anni, potrebbero tornare molto utili al Messina, non solo in termini qualitativi, ma anche per quanto riguarda la questione bonus minutaggio, che come sappiamo in Serie C fornisce importanti fondi per le squadre che lo realizzano. In quest'ottica si lavora anche su alcuni nomi provenienti dalla Serie D, 2 su tutti, perché anche in questo caso sono vicini al lavoro di Giacomo Modica. Sono i nomi che portano le piste che portano a Domenico Anselmo e
Antonio De Marco, proprietà vibonese, appunto l'ultima squadra che ha allenato Giacomo Modica. I due 2004 sono due prospetti molto interessanti che si sono messi in luce nell'ultimo campionato di Serie D Girone I e sono nelle grazie del tecnico, quindi di conseguenza il Messina sta cercando una strategia per portarli in riva allo stretto. E naturalmente la Vibonese vorrebbe indennizzare dalla cessione di questi due calciatori giovani e che hanno naturalmente anche altre richieste. Come potete vedere, come avete visto anche dalla nostra grafica, ci sono varie candidature in diversi settori di campo. In attacco i nomi caldi per quanto riguarda gli over sono quelli di Vincenzo Plescia dell'Avellino e Simone Palombi dell'Alessandria, nell'ultima stagione in prestito al Pordenone, e che potrebbero risultare quegli elementi di esperienza per l'attacco, per il reparto offensivo del Messina. In prova, diciamo, c'è stata una proposta per l'attaccante Ariel Reinero del San Luca, ma il Messina sta valutando veramente diverse piste. Non solo attacco, anche il centrocampo è sotto osservazione per quanto riguarda i rinforzi. Un nome tra gli ultimi è quello di Francesco Giunta, che attualmente è svincolato, ma su cui è forte proprio la Vibonese per portarlo in Calabria. Quindi sono tante le trattative in questo momento intavolato Domenico Roma. Come sappiamo, il ritiro in Calabria dovrebbe partire a breve, probabilmente già nella prossima settimana. Dovrebbe svolgersi in Sila e in questo momento sono ancora pochi i contratti messi in essere dai giallorossi. Tra questi ci sono varie conferme. Forse la regia, non so se ci sono delle problematiche per quanto riguarda l'audio. Comunque, per quanto riguarda le conferme, già confermati sono in 8, come dicevamo, Fumagalli, Daga, Ferrara, Kragel, Iannone, Ragusa e Ortisi, più i giovani D'Amore e Nicosia che hanno i due 2004 appunto che stanno che potrebbero partire, scusatemi, in ritiro con i giallorossi di Giacomo Modica. Assieme a questi si punta a altri due ritorni. Sono due nomi che ormai tornano costantemente nel novero delle nostre notizie. Sono quelli di Marco Fiorani e Andrea Mallamo. I due ragazzi non sono partiti con le rispettive squadre nelle sedi dei ritiri appunto di Ascoli e Parma, e di conseguenza c'è grande ottimismo per riportarli a casa. Meno ottimistica la prospettiva di riportare tre giovani giocatori come Amara Konate, Lorenzo Catania e Ibu Baldé. Solo il centrocampista dovrebbe in qualche maniera essere vicino a una possibile riconferma con la maglia giallo-rossa, cosa che invece sembra essere molto lontana per quanto riguarda Lorenzo Catania, che ha su di sé un possibile interessamento della Feral Pisalò, e anche Ivo Baldè, che è ricercato da varie squadre di Serie C. Come avete visto pure prima in grafica, le conferme di Ragusa e Kragel sono i due capisaldi delle permanenze che sta ricercando appunto il direttore sportivo Roma. Ragusa sarà il capitano della prossima stagione di Serie C, lui che ha salvato con il suo gol contro la Gelbison in casa a pochi minuti dalla fine della stagione, del play-out. Il Messina sarà confermato come uno dei pilastri di questa squadra. Kragel dovrebbe essere vicino alla conferma, anche se ha espresso alcune perplessità negli scorsi giorni. Staremo a vedere come evolverà la situazione, ma anche in questo caso la volontà del calciatore è certamente quella, se ci sono le condizioni, di rimanere nel Messina. Carmelo Messina, tra l'altro, ci dice appunto che sarebbe un colpaccio la conferma di Mallamo
in giallo-rosso. Martino Tabita dice l'anno prossimo il derby Palermo-Catania, citazione catanese della scorsa stagione. Nei nostri canali è molto accesa la rivalità tra tifosi etnei e tifosi palermitani, ci sono scambi continui di battute. Salutiamo Marco Fontana e gli amici di FPS che hanno anche condiviso questa diretta. E passando invece proprio al Palermo, il mercato del Palermo, come dicevamo prima, con l'arrivo di De Planche guarda più alle uscite che alle entrate. Per quanto riguarda l'ufficialità di De Planche, sappiamo che il ragazzo ha firmato un contratto fino al 2028, l'indennizzo dovrebbe essere di circa 2 milioni di euro, 2 milioni di euro che sono stati versati nelle casse del Vicenza, e inoltre si è agevolata la cessione di Samuele Massolo a proprie vicendine ai biancorossi. Massolo dovrebbe firmare tra l'altro nel prossimo anno un contratto biennale, dovrebbe finalmente trovare la continuità. Non so, mi comunico alla regia che tra l'altro il Vicenza a breve dovrebbe dare l'ufficialità dell'arrivo del calciatore proprio nel ritiro del Vicenza. Stavamo dicendo appunto che in qualche maniera è cristallizzato l'arrivo di De Planchi, quindi il sesto acquisto dei rosanero in quel di Ronzone, che è già aggiunto appunto il ritiro e che si allena già con la squadra. Tra l'altro mi segnalano oggi giornata piuttosto movimentata dal ritiro, perché c'è stata un'acqua torrenziale che ha inficiato un pochino quelli che sono stati i lavori anche di noi giornalisti lì in quella di Ronzone. E con la scusa, scusate il lancio e l'aggancio, vi ricordo di seguire Sportisili Away per rimanere informati su quelle che sono le ultime notizie dal ritiro del Palermo adesso a Ronzone, ma seguiranno poi gli appuntamenti anche in quel di Pinzolo. Dicevamo appunto, stabilizzate quelli che sono gli acquisti del Palermo, adesso il DS Rinaudo dovrà pensare alle uscite. Le uscite in questo momento sono essenzialmente quelle legate ai 18 over, per ridurre quello che è il carico di over 23 all'interno della rosa del Palermo. 3 nomi in questo momento sono quelli più caldi in uscita, principalmente sono quelli di Bro e di Damiani. Anche Soleri, come vedete dalla grafica, resta in uscita. Si sono complicate un pochino queste trattative in uscita, anche perché il profilo di Damiani è seguito principalmente in Serie C con alcuni sondaggi che sono stati fatti, ma in quel momento, in questo momento sono appunto rimasti solo sondaggi, non ci sono delle offerte vere e proprie. Per quanto riguarda il calciatore, per quanto riguarda Bro, sul calciatore c'era un forte interessamento del Lecco per acquisire le prestazioni probabilmente in prestito di Bro per quanto riguarda la squadra del Lecco, ma la sentenza di ieri ha in qualche maniera rallentato questo tipo di trattativa, e a questo punto Bro dovrà valutare, eventualmente vagliare altre possibilità rispetto a quella del Lecco. Soleri, come sappiamo, ha grandi estimatori in Serie B e in Serie C. Potrebbe essere usata come pedina di scambio in alcune operazioni in entrata del Palermo, ma essenzialmente però il ragazzo si allena a 1000. Avete visto anche in alcuni nostri video come anche in partitella dà prova della sua generosità e anche delle sue qualità da attaccante. Di conseguenza il Palermo potrebbe cercare una sistemazione che possa anche dar spazio al giocatore di giocare, mettersi in luce da titolare, e appunto magari essere utilizzato come qualche pedina di scambio per quanto riguarda il mercato rosanero. In entrata comunque i sondaggi non si fermano, ci sono 2 new entry delle ultime ore di cui vi dobbiamo dar nota. La prima è certamente quella nel ruolo di terzino sinistro, che è evidentemente la vera in questo momento falla, diciamo l'unica vera mancanza in questo momento dei rosanero.
in questo momento il nome che emerge tra i tanti è quello di Frabotta, giocatore della Juventus che nell'ultima stagione ha giocato nel Frosinone e quindi ha in qualche maniera conosciuto già sia il Roberto Insigne, che è stato presentato ieri alla stampa, che Lucioni, quindi di conseguenza potrebbe ritrovare due ex compagni di squadra. E poi l'altro nome è quello di Rivas della Regina. Per la Regina però vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per il Lecco. In questo caso il mercato in uscita dalla Regina verso le altre squadre si complica in virtù della decisione del collegio di garanzia del CONI, che in questo momento ha escluso la Regina, ha confermato l'esclusione della Regina dalla Serie B. Questo cosa comporta? Che anche i calciatori non sanno ancora effettivamente in quale categoria giocheranno, se potranno continuare a giocare con i club di appartenenza o se dovranno cambiare squadra. Di conseguenza anche queste trattative per il Palermo si complicano, basti pensare alla possibilità di sondare il terreno per Di Chiara, palermitano, e che avrebbe voglia di vestire rosanero, ma che evidentemente in questo momento è vincolato ancora dalla situazione riguardante la Regina. E poi, come sempre sullo sfondo, sempre per quanto riguarda il terzino sinistro, rimangono i nomi di Corrado di Beruatto. Questo per quanto riguarda il Palermo. Andiamo a vedere anche qualche altro messaggio. Insomma, continua la bagarre dialettica tra i tifosi del Catania e i tifosi del Palermo. Ci chiedono le percentuali di arrivo di Mallamo e Fiorani del centravanti del Messina. Del centravanti del Messina abbiamo già parlato, non ci sbilanciamo sulle percentuali per quanto riguarda Mallamo e Fiorani. Emerge comunque, come abbiamo detto prima, visto che non sono andati in ritiro con le rispettive squadre, emerge grande positività da parte del Messina per riportare sullo stretto sia Fiorani che Mallamo, ma naturalmente in questo momento è difficile potersi sbilanciare in un senso o nell'altro. Siamo ormai quasi in chiusura, ma c'è una lunga parentesi sulle squadre di Serie D che vi invito a seguire, perché quest'anno molte squadre siciliane si stanno attrezzando in maniera molto buona, si stanno attrezzando molto bene appunto per il prossimo campionato di Serie D. Tante sono le squadre che hanno già concluso degli affari importanti. Spilloliamo, scusate un pochino il gioco di parole con la nostra trasmissione, quelle che sono le ultime riguardante la Serie D, partendo appunto dal Trapani che ha chiuso per 3 calciatori, uno addirittura è un ritorno. Parliamo dell'acquisizione del difensore Sergio Sabatino, che nell'ultima stagione era appunto ha disputato per il campionato di Serie D. Il calciatore è stato già un calciatore del Trapani, ha già giocato nel Trapani in Granata nel 2012 e reduce da alcune interessanti stagioni al Messina, scusate, e alla Cavese. Mentre per quanto riguarda sempre il reparto arretrato, il calciatore del 2003 Francesco Parisi, che nell'ultima stagione era nel Gravina, è stato acquisito a titolo definitivo, ma il colpo certamente l'arrivo di Mattia Gagliardi. Gagliardi ha una grande esperienza, fruttuosa esperienza tra Serie C e D, tra le tante maglie che ha vestito. Ci sono quelle della Versa Normanna, del Rende, del Monterosi, del Castrovillari, della Gelbison, con cui ha segnato 25 gol in 71 presenze in 2 anni. Tra l'altro risultato decisivo per la promozione in Serie C della Gelbison, e appunto con la Cavese con cui, scusate, in 41 gare ha segnato 10 gol e 7 assist. Passiamo velocemente a quello che è stato il caso della settimana da Agrigento per l'Akragas, con il tesseramento di Morimoto, ex Catania, che da 10 anni manca dalla Sicilia e che sta per chiudere ormai la trattativa per tornare
in Italia. Ci sono state alcune complicazioni di natura burocratica che hanno rallentato il tesseramento. Strano però ha confermato appieno che il calciatore vestirà la maglia dell'Akragas e che ormai è questione di ore prima dell'annuncio ufficiale. Passiamo a Siracusa, rapida carrellata anche qui, chiuso il colpo Raffaele Vacca, 32 anni, proveniente dalla Casertana, grande esperienza con più di 200 presenze e 43 gol in quarta serie. Anche in questo caso è un ex Messina tra le altre cose, poi ha vestito le maglie di Bitonto, Turris e Vibonese, ma si sta per chiudere l'importante colpo, ovvero l'arrivo di Ciccio Lodi in maglia azzurra. Lui che a 40 anni vuole continuare a vestire scarpini e maglietta e scendere in campo per ancora divertirsi, sta per riscendere appunto in Sicilia, tornare a vestire la maglia della squadra siciliana, stavolta non più quella del Catania, ma appunto quella del Siracusa. Mentre per quanto riguarda il Ragusa, doppio acquisto, una in realtà è una conferma, ma stavolta a titolo definitivo per Matteo Manfrè, classe 99. Matteo Manfrè che tra l'altro è un giocatore che ha un passato nel giovanile del Ragusa e che è ragusano, e quindi continua la sua esperienza con la maglia della sua città, ed è inoltre stato ingaggiato Giacomo Sinatra, l'ultimo anno alla Nissa, proveniente purtroppo da un brutto infortunio che l'ha tenuto fermo per diverso tempo. Adesso ha pienamente recuperato ed è pronto a vestire la maglia del Ragusa. Scusate l'accelerazione di questi ultimi minuti, ma siamo ormai in chiusura per quanto riguarda il nostro appuntamento di Pillole di Sessa. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata proprio sui nostri canali Facebook e YouTube. Vi invito a seguire anche le nostre altre pagine social, Twitter, TikTok, Instagram, e di seguire anche il nostro sito www.sportisili.it per rimanere aggiornati su tutte le novità di calciomercato e non solo, riguardanti il calcio siciliano e riguardanti tutte le novità riguardanti lo sport siciliano a 360 gradi. Io vi saluto, vi ricordo l'appuntamento di questo venerdì, scusate, di questo venerdì, dove parleremo anche della presentazione di Luca Tabbiani. Insomma, ci sarà ancora tanta carne al fuoco anche per quanto riguarda il calciomercato. Qui Aldo Sessa vi dà un caloroso saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento di Pillole di Sessa.